E a Cuneo il primo Covid Hotel del Piemonte ospita pazienti asintomatici che devono fare un periodo di quarantena e non possono trascorrerlo in casa. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra Consorzio Socioassistenziale, Comune di Cuneo e l'Hotel Ligure, un modello che potrebbe essere replicato. Vanni Caratto. Prossimo tampone è stato fissato per il 4 di maggio. Sperando che sia negativo. Se dovesse risultare positivo andremo avanti fin quando non si negativizza, diciamo. Marco è uno degli ospiti del primo Covid Hotel piemontese. Autista di ambulanza del Santa Croce e Carle di Cuneo, si è probabilmente contagiato sul lavoro. Ha potuto trascorrere qui dal 14 aprile la sua quarantena grazie ad un accordo tra l'Hotel Ligure di Cuneo, il Consorzio Socioassistenziale del Cuneese e i fondi di un progetto della Fondazione CRC. La situazione sanitaria delle persone che sono qua è ottima perché sono persone asintomatiche, nel senso che nel momento in cui sviluppassero anche solo qualche grado di temperatura verrebbero spostati da qua per portare verso il ricovero. In realtà sono degli asintomatici o persone che hanno finito il periodo, sono guarite ma stanno aspettando i tamponi negativi e non possono farlo presso la propria abitazione. Un tipo di struttura totalmente isolato all'esterno e che, come hanno fatto già altre regioni, potrebbe ora diventare un modello da replicare. Viene sanificato 2 volte a settimana e è proibito a tutti, a parte gli operatori, l'accesso al primo piano dove ci sono le camere che vengono adibite ai pazienti. E devo dire che la città di Cuneo ha aderito in toto. Tutti gli alberghi e gli albergatori colleghi hanno dato la loro disponibilità, questo nel caso che ci sia l'eventuale necessità. È un momento di crisi, non mettiamo in dubbio che faticheremo molto a riprendere. Questo potrebbe essere un segnale, anzi è un segnale di solidarietà che vuole essere dato a tutti coloro che in questo momento soffrono di questo problema del Covid. Intanto gli albergatori cuneesi decideranno a breve se e come riaprire le loro strutture dopo la ripartenza del 4 maggio.